Si apre una verifica, nel senso che adesso vorrei capire se la Lega vuole rimanere in questa maggioranza o meno. La Lega ha 2 consiglieri e si potrebbe per assurdo governare anche senza la Lega, ma è quello che io non voglio assolutamente. Non lo vuole, ma non è uno scenario improbabile e da Mogliano Veneto rischia di aprirsi una crepa che potrebbe far crollare la diga in tutta la Marca e non solo. Lega e Fratelli d'Italia, ancora loro, gli amici nemici del centrodestra. È una situazione speculare a quanto accadeva qualche settimana fa a Treviso con la minaccia di Mario Conte di mettere fuori maggioranza i meloniani a Treviso. La scossa arriva nelle scorse ore con una nota del segretario del Carroccio cittadino Carlo Albanese che proprio nel giorno della proclamazione ufficiale di Alberto Stefani a presidente coglie la palla al balzo per rivendicare la schiacciante maggioranza di voti della Lega sui meloniani alle regionali e chiedere ufficialmente un rimpasto di giunta e almeno un assessorato in più rispetto alle deleghe tenute oggi dal vice sindaco Leonardo Muraro. Tempismo sbagliatissimo da parte del segretario della Lega Moglianese, in questo momento delicato dove si sta formando la giunta futura per la nostra regione che governerà per i prossimi 5 anni, fare uscite del genere sicuramente non aiutano. Questa uscita la leggo come un mettermi in difficoltà, insomma. Lo ha sentito Muraro? Sì, l'ho sentito. Fatalità è un po' anche caduto dal pero perché non sapeva di questa uscita, di questo comunicato, insomma, sapeva che si voleva fare un'uscita sui risultati ma non certo su un rimpasto di giunta. E sono rimpasti, sono cose che si trattano all'interno della maggioranza, non si trattano pubblicamente perché c'è anche una certa correttezza politica che va mantenuta. Non è un fulmine a ciel sereno, sullo sfondo il mai digerito passaggio di Bortolato proprio dalla Lega a Fratelli d'Italia, meno di un anno dopo la vittoria alle elezioni comunali. E poi la partita delle elezioni provinciali dove si profila una sfida interna al centrodestra tra il sindaco di Mogliano e quello leghista di Montebelluna Adalberto Bordin. Ma al di là della potenziale crisi in città, a scuotere anche il contenuto della rivendicazione che potrebbe allargarsi fuori dai confini comunali. È sbagliato, è fuori luogo rivalutare in base alle elezioni regionali quello che è l'amministrazione comunale che è uscita da elezioni comunali 1 anno e mezzo fa. Adesso allora cosa facciamo? Mettiamo in discussione tutte le giunte guidate da un sindaco di Fratelli d'Italia della provincia di Treviso o del Veneto, cioè non sta né in cielo né in terra una cosa del genere. Anche perché il sospetto è che la segreteria del Carroccio moglianese non abbia agito senza un supporto ai piani alti. Da chiarire se questa uscita estemporanea su questo comunicato è partito solo da Mogliano o se anche il provinciale ha dato degli input. E questo insomma lo chiederà il mio segretario provinciale e il segretario provinciale della Lega.